Festa del vino a Montevago è tutto pronto per la 26ª edizione che si terrà sabato 9 e domenica 10 settembre, 1-2 giorni dedicati alle eccellenze territoriali del Belice, cultura, musica ed eventi per celebrare il vino e l'olio del centro belicino, delle terre sicane che attende esperti appassionati per 2 giorni di festa. Ci saranno degustazioni in programma con la selezione dei vini e oli delle aziende del territorio, i vini ospiti del Friuli Venezia Giulia e i piatti tipici della cucina nostra tradizionale. Partnership con le Vie dei Tesori per un racconto del paese vecchio distrutto dal terremoto di Montevago. È un grande entusiasmo che raccoglierà il ritorno della tanto attesa Festa del Vino, un evento che celebra l'arte, la cultura e l'enogastronomia. La 26ª edizione si svolgerà il secondo weekend di settembre, la mattina, con una passeggiata tra i ruderi dell'antica cattedrale del Paese Vecchio e il museo open air, percorsi visivi, la cura delle Vie dei Tesori. L'evento è inserito all'interno del calendario Menfi Città Italiana del Vino 2023 e coinvolge il nostro territorio, delle terre sicane, della Valle del Belice. Abbiamo pensato di invitare i viticoltori del Carso e gli organizzatori degli eventi di Duino Aurisina Città Italiana del Vino 2022 e quanto racconta il sindaco di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo: far crescere un territorio significa confrontarsi anche sui vini e la 26ª Festa del Vino di Montevago vuole sempre di più diventare un attrattore importante per tutto il comprensorio. La cerimonia di apertura avverrà sabato alle ore 18 al Baglio Ingoglia, sede dell'Enoteca della Strada del Vino delle Terre Sicane, con il via all'evento in cui parteciperanno le istituzioni del territorio e poi a seguire una degustazione comparativa tra il Catarratto di Montevago e la Vitosca friulana. Dalle 20 in Piazza della Repubblica saranno presenti i sommelier dell'AIS, i produttori delle 15 cantine del territorio con banchi di degustazione, di assaggio con i prodotti tipici locali e spettacoli musicali live che intratterranno gli ospiti e gli amanti del vino in entrambe le serate.